Alfonso Signorini durante un'intervista ha detto che i veneti sono cattivi amanti. Che cosa pensa? Bah, ci mancava anche questa, ci hanno detto che siamo ubriaconi, che siamo questo, siamo quello, mancava anche questa. Non è vero. I trevigiani sono dei grandi amanti, bisogna dirlo, no? Ma no, no, ma perché dovremmo essere cattivi amanti? No, l'amore va ben oltre la geografia, ce l'abbiamo anche noi dentro, come tutti gli esseri umani. E secondo te i veneti sono davvero cattivi amanti? Ma secondo me no, magari alcuni elementi, però non tutti, non lo so. Io personalmente non penso. Siete Cattivi trevigiani? amanti in che senso, scusi? Che non sono capaci? Bah, insomma, non credo, dai, ecco, mettiamola così. Non credo, non lo so, però non ho sentito nulla, quindi non saprei il contesto in cui l'ha detto. Come fa lui a saperlo che siamo cattivi amanti, sinceramente? Non è veneto, no? Quindi non può saperlo, sinceramente. Ma no, non è vero. Non è vero. Non sono cattivi amanti, perché? Anzi, dici. Diciamo che non ho una così grande esperienza in campo, ma non vedo perché dovrebbero esserlo, insomma, ecco. Poi, Ci sanno fare anche i veneti. ma sì, sicuramente. Evviva i Veneti! Non penso mica, siamo tutti buoni e bravi. E come amanti? Amanti, sì, dipende. Ma non so che statistica abbia lui e chi abbia trovato nella sua vita. Io non sono molto d'accordo, ma non so come dimostrarlo, ecco, mettiamola così.